Buon pomeriggio cari amici e ben ritrovati in questo spazio qui in mia compagnia. Oggi proseguo quello che è stato cominciato nello scorso video continuo con il circuito radiestesico per la ricerca delle frequenze Bovis. Troverete il link dove scaricare gratuitamente questo circuito nella descrizione del video qui sotto. Dunque potrete tranquillamente stamparlo e, come suggerivo nello scorso video, plastificarlo se volete, oppure inserirlo all'interno di quei piccoli contenitori trasparenti con i forellini a lato, così da preservare il più possibile il vostro circuito. Nella volta scorsa, nell'episodio scorso, vi ho spiegato e mostrato così simpaticamente come fare qualche piccolo test sugli alimenti. Vi ho anticipato che è possibile caricare gli alimenti ulteriormente, in modo da dare una sferzata di energia in più, visto che poi la ingeriamo. È molto semplice questo procedimento perché non richiede nient'altro che il vostro pendolino. In questi casi è preferibile, molto di gran lunga preferibile, l'utilizzo del pendolo egizio. Io amo conservare i miei pendoli, ciascuno in un suo sacchettino. Ecco, questo è il pendolo egizio, come vi avevo mostrato all'inizio nei primi video, forse nel video numero 1. Dal momento che ha la peculiarità di non assorbire vibrazioni e di restare sempre neutro, fa al caso nostro in tutta una serie di situazioni, come per esempio la carica degli alimenti, ma anche il trattamento sulle persone, sia per fare da tramite tra un circuito e un altro, per proprio spostare delle caratteristiche e andare a caricare le persone, sia proprio per lavorare a livello energetico. Dunque, come faremo? Molto semplicemente ci procureremo il nostro alimento, oppure lo posizioneremo sul piatto, sulla pentola con cui stiamo preparando il nostro pranzo, la nostra cena, e implicheremo un movimento di natura circolare, rotatorio, orario. Ricordate che sempre il pendolino, quando ruota in senso orario, va a caricare. Contrariamente, quando ruota antiorario, scarica. Questo vale anche per quando abbiamo per esempio dei dolori, ma lo vedremo più avanti. Dunque, noi vogliamo caricare il nostro alimento, ci mettiamo sopra il piatto, sulla pentola, comunque elevato ovviamente, in modo che non dobbiamo mescolare il cibo, ma dobbiamo appunto creare un vortice energetico che va a caricare, dunque in senso orario per almeno 21 rotazioni. Perfetto. Detto questo, possiamo proseguire con il circuito della ricerca della frequenza dei Bovis. Nella scorsa lo rimostro per essere chiara. Nello scorso video vi ho mostrato come fare la ricerca sugli alimenti. Questa volta mi dilungo un pochino su quello che sono invece le ricerche sulle persone. Qualcosa è già stato accennato nel video precedente, quando ho parlato appunto di salute fisica e malattia, perché esiste appunto una fascia energetica, cioè una fascia vibratoria neutra, che è quella dei 6500 bovis, questa, e che stabilisce una salute fisica media, normale. Al di sotto di questa soglia si prende via via lo spazio, insomma, o alla manifestazione delle patologie. Al di sopra di questa soglia abbiamo chiaramente situazioni di salute sempre più radiante. È il caso di usare proprio la parola radiante, perché di radiazioni si tratta. Ora,
Come ho anche detto già in precedenza, non è necessariamente detto che una persona che attualmente misura 5.000 bovis sia effettivamente malata. Potrebbe essere una persona che sta affrontando una grandissima prova, un grandissimo periodo di stress e che dunque stia subendo a livello fisico dei contraccolpi fisico ed energetico. Ehm, invece maggiormente si sale e più abbiamo a che fare con persone appunto che stanno bene e che probabilmente hanno anche un atteggiamento più positivo nei confronti della vita. C'è un altro distinguo da fare perché il circuito dei Bovis non serve soltanto per la salute fisica, ma ci può parlare anche dell'affidabilità di una persona. In questo senso, anche qui il- la fascia dei 6.500 bovis fa un po' da spartiacque fra persone via via sempre meno affidabili e persone invece medie, diciamo che fino agli 8.500 stiamo parlando di persone normali, valide, ma normali, e che mano a mano che si sale invece ci troviamo con persone che hanno coltivato un grandissimo rapporto con il proprio sé, hanno sviluppato insomma tutta una serie di doni, di caratteristiche animiche elevate. Dunque, quando vogliamo sapere un po' com'è la persona con cui stiamo avendo a che fare, noi semplicemente agiremo così. Ve lo mostro tanto per fare un esempio. Come sempre prenderemo il nostro pendolino, ci posizioneremo in corrispondenza insomma del pallino nero e chiederemo sempre in modo molto chiaro qual è la vibrazione di nome della persona, possibilmente nome e cognome, soprattutto se è una persona di nostra conoscenza. Se noi la conosciamo basterà questo per semplice fatto che dentro di noi, nella nostra mente, c'è chiara l'immagine del volto o comunque della sagoma della persona. Quando invece è una persona che noi non conosciamo o non abbiamo mai incontrato di persona, è sempre bene avere il maggior numero di dati possibili. È sempre ottimale e consigliabile un testimone, pertanto una fotografia del soggetto, oppure un capello, oppure tracce genetiche, oppure ancora nome e cognome e data di nascita scritti su un foglietto di carta, possibilmente a penna nera. Su un foglio sempre meglio mai utilizzato prima, così che non abbia interferenze energetiche di alcuna natura. Se invece volete testare voi stessi, semplicemente chiederete quali sono le mie vibrazioni Bovis e allora il pendolino partirà e andrà ehm, alla ricerca, insomma, del dato che state cercando. Ehm, dunque, come vi ho detto, ehm, già a primo acchito il circuito ci può dare una serie di risposte, sia sulla salute di questa persona, sul suo stato emotivo e anche sulla sua affidabilità, tutto sulla base delle frequenze Bovis. È chiaro che poi esistono numerosi altri circuiti che ci permettono di dare risposte più dettagliate, più specifiche, che sono nati apposta per questo genere di indagini, ma vi dico che io assolutamente come prima cosa guardo sempre i Bovis perché mi danno subito un quadro generale di cosa attendere. Nel prossimo video vi mostrerò come utilizzare questo quadrante anche per testare gli oggetti, come per esempio se vi approcciate all'acquisto di un'auto, come sceglierla anche sulla base appunto delle vibrazioni. Io vi ringrazio per avermi seguito fino qua, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale così da non perdere i prossimi video, le prossime condivisioni. Vi abbraccio, vi saluto
A presto dalla vostra Hildegard.